Ciao a tutti, sono Isaac De Martin, in arte Ike, nato ad Abano Terme e cresciuto a Cavaso del Tomba ai piedi del Monte Grappa. Sono chitarrista e produttore musicale. Il progetto Ike nasce nel 2016 più o meno, dopo essere stato parecchio tempo anche in Germania, a Berlino, dove appunto ho avuto modo di incontrarmi con un sacco di musicisti un po' da tutto il mondo e di sperimentare anche la musica sotto forme di espressione diverse, in quanto a armonie e melodie provenienti un po' da tutto il mondo, in particolare dall'est Europa, che mi hanno affascinato parecchio, in particolare la musica bulgara. Berlino è stato appunto un hub, letteralmente un luogo un mulino di suoni, diciamo, no? Un maglio in cui si fabbricano dei suoni, e lì ho cominciato appunto a concepire nel 2016 e poi di conseguenza 17-18 il disco Construction Site, che è poi stato pubblicato da Irma Records nel 2019. Construction Site, che come dice il titolo è un cantiere perché il concept del disco è che il pianeta Terra è un enorme cantiere in cui tutte le forme di vita, organiche e non organiche, le piante, gli esseri umani, i virus, i batteri, qualunque forma di vita sta sperimentando se stessa nell'automiglioramento. Quindi ognuno in questo pianeta è indaffarato per migliorarsi e tutto è estremamente collegato. Quindi Construction Site è il pianeta Terra e Construction Site è il disco stesso, perché è stato letteralmente un cantiere in cui il computer, letteralmente il programma, diciamo, di scrittura e quindi di produzione, era quel contenitore in cui confluivano tutte le mie esperienze. Mi fa piacere che hai notato questo mood, questo leitmotiv dell'intero disco, e lo descrivi in termini di calma, di pace, perché anche se i pezzi sono sostenuti dalla techno ai bassi pulsanti dei pezzi più funk o rock, comunque in qualche modo riflettono questa pace che è il concept stesso del disco, cioè Construction Site, il pianeta Terra, questo luogo di sperimentazione della vita in cui spesso ci troviamo in dualità, in cui siamo noi e gli altri, noi e il buono o cattivo che c'è fuori, il virus che è cattivo, il vaccino che è buono, il presidente americano che è cattivo e invece il presidente del Venezuela che è buono, eccetera. No, superiamo questa dualità, perché siamo tutti parte di un processo che è quello appunto di miglioramento della vita stessa. La vita da sempre va avanti nella dualità, ma la dualità, bene o male, comunque deve trascendere, cioè la vita trascende la stessa dualità, perché è fatta delle due parti, non c'è una se non c'è l'altra. Quindi questa ricongiunzione con questa idea di tutto è uno, cos'è che in qualche modo si raggiunge? Una sorta di calma. È la prima volta che sento un feedback così profondo riguardo questo disco, e direi che è proprio, hai fatto una sintesi migliore tu di quella che potrei fare io del disco stesso. Mi fa molto piacere, perché vuol dire che il messaggio complessivo è passato. Mi ho informato molto con il cinema in teatro. Per me è importante, fondamentale avere un punto di partenza che può essere appunto lo script, se parliamo di uno spettacolo teatrale o cinematografico, piuttosto che un quadro, se devo musicare un quadro. Per me è importante avere appunto questa idea generativa da cui tutto poi si dirama, altrimenti vedo che non ho soddisfazione e neanche non vado da nessuna parte se mi metto a fare i suoni e non ho appunto un'atmosfera, una stanza, se vogliamo, una dimensione mentale che voglio ricreare con i suoni. Può essere un odore, può essere gli odori sono un senso poco esplorato, se vogliamo. Oggi poi con la mascherina non ne parliamo, ma gli odori, che sono quelli più legati agli istinti anche dell'essere umano, uno quando sente un certo odore, un certo profumo, si accende una quantità di ricordi, di suggestioni pazzesche,
si viaggia nell'inconscio in maniera molto facile attraverso gli odori anche, perché si riaccendono memorie che manco pensavamo di avere. Riuscire a catturare un odore, per esempio, e metterlo in musica, per me è la chiave poi di fare un pezzo, fondamentalmente. Un messaggio che mi sento di voler esprimere artisticamente e verbalmente, poi quando comunico comunque, è di avere coraggio, di prendere una posizione che è quella più allineata con la propria personalità e il proprio carattere. In una società in cui sembra sia data possibilità a tutti di esprimersi, perché questo è quello che fanno i social, ma in realtà tutti sono omologati perché rispondono al bisogno di avere approvazione appunto dal pubblico stesso. Quindi cosa ne sarebbe delle proprie idee se non ci fossero il numero di visualizzazioni nei video, i likes nelle foto, i cuoricini nei post che si fanno? Cosa si direbbe? Perché spogliarsi di questo condizionamento sociale ci pone di fronte a chi siamo veramente, quindi c'è bisogno al giorno d'oggi c'è un grandissimo bisogno di caratteri che abbiano delle posizioni forti e allineate con se stessi, lontano dalla appunto questa grande amalgama di espressione anche artistica che in realtà poi risponde tutto a un grande tiepidume. Isaac De Martin, in arte Ike. Trovate tutta la produzione musicale di Ike su www.isaac.demartin.com. Ci rivediamo molto presto nella primavera 2021 per la pubblicazione del nuovo disco.